Allora, siamo con Valentina Foltran. Valentina, esordio da titolare e gol dal primo minuto. Per te oggi meglio di così non potevi iniziare. Sì, infatti ho subito segnato dopo un minuto circa. Sono contenta per il mio gol e soprattutto per la prestazione della squadra. Questo 5-0 riconferma il risultato dell'andata e adesso continuiamo a prepararci queste settimane per trovarci pronte per l'esordio in campionato. Queste settimane che saranno intravallate da 3 amichevoli, Valpolicella, Mozzecane e Unterlandamen. Come le vedi? Beh, sono comunque tutte squadre della nostra stessa categoria di Serie B, quindi saranno test molto utili per noi. Continuiamo a lavorare in settimana per trovarci pronte alle amichevoli e poi per l'esordio in campionato. Comunque poi per quanto riguarda la Coppa, l'Inter ha vinto oggi 3-0 e passa il turno assieme a noi, sarà proprio il prossimo avversario in Coppa, però solamente il 22 febbraio. Beh, abbiamo tempo per continuare a lavorare da qua al 22 febbraio, l'Inter è una buona squadra, sicuramente punterà a salire di categoria nel loro girone, però comunque anche noi vogliamo giocarcela e continuare ad andare avanti in Coppa, passare il turno. Grazie Valentina. Ciao, grazie a voi. Allora mister, in questo doppio confronto abbiamo visto 2 squadre, oggi hai cambiato 6 undicesimi e quindi in queste 3 settimane qual è il tuo giudizio? Ma intanto premetto, oggi era giusto dare minuti a tutte le componenti delle rosa e ho avuto quindi una risposta positiva. Un bilancio di queste prime 3 settimane, posso dire che assieme allo staff, preparatore atletico, il secondo, preparatore dei portieri, abbiamo fatto un buon lavoro. È chiaro, non c'è il ritmo che ancora noi pretendiamo, ma anche le ragazze stesse lo riconoscono che possiamo veramente dare molto di più. È il calcio famoso d'agosto, ancora lontano dalla partita ufficiale di campionato, però insomma questi sono i presupposti per poter crescere. Io credo che importante adesso sia coltivare le idee che poi verranno supportate anche dalla prestazione fisica. Dunque dopo questo ci aspettano 3 test importanti in amichevole, una contro il Valpolicella, poi Mozzecane e Unterlandamen, dove potrai oleare meglio i meccanismi che abbiamo già visto anche oggi in queste uscite in vista proprio dell'esordio in campionato del 2 ottobre. Sì, io credo che comunque i margini di miglioramento ci siano in ogni reparto. È chiaro che deve migliorare un po' l'intesa tra i vari componenti. Poi il gioco che così cerchiamo di mettere in campo è un gioco abbastanza corto, nelle quali insomma tutte sono poi protagoniste nello svolgere le proprie azioni. È chiaro che questo però comporta anche un supporto fisico notevole, quindi io mi aspetto in queste 3 amichevoli di vedere un avanzamento fisico e comunque una conferma delle giocate che cerchiamo e magari riusciamo anche a mettere a buon fine. Buon lavoro dunque allora mister e ci sentiamo alla prossima. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Siamo con mister Bernardi. Mister, con 7 giorni in più sulle gambe, come giudichi la partita odierna, anche se magari ti aspettavi qualcosa in più dalle tue ragazze? Sì, dai, diciamo qualcosa in più, però in settimana abbiamo lavorato un po', abbiamo caricato e oggi si è visto perché arrivavamo sempre secondi sulla palla e anche oggi con 30 gradi. Ma magari tra un mesetto cambia un po', non ho ancora potuto lavorare sulla fase difensiva, su tante altre cose. Oggi era quasi scontato che il risultato era negativo anche oggi, perché col carico del lavoro della settimana abbiamo lavorato bene in settimana, però dopo alla fine domenica paghi. Però dai, lavoriamo, andiamo avanti e un po' alla volta recuperiamo qualche giocatore. Sapevamo che anche oggi era un po' proibitivo affrontare il Vittorio, che secondo me è una delle pretendenti a vincere il campionato. Per noi andiamo avanti, ci alleniamo e vediamo cosa si può fare. Comunque stai ancora cercando qualche pedina, perché mi dicevi magari mi dicevi prima della partita che manca qualcosa come fattore umano. Sì, diciamo che bisogna lavorare tanto sulla mentalità, sulla cattiveria, perché il campionato è un campionato importante e stiamo ancora cercando qualcosa davanti e dopo devo ancora recuperare 2 centrocampisti che stanno ancora lavorando. E vediamo, dai, oggi abbiamo affrontato una formazione ottima, Vittorio che era un po' proibitivo giocare contro Vittorio per noi in queste condizioni.
vediamo, dobbiamo lavorare tanto. E per quanto proprio riguarda il campionato, deve ancora cominciare, ma secondo te qualitativamente è aumentata la qualità delle squadre? Ma rispetto all'anno scorso diciamo che il Pordenone non c'è più, però se il Perugia dell'anno scorso è un'ottima squadra. A parte Marinelli. A parte Marinelli, dopo c'è sempre il Marcon che sono andate via 2 pedine, però ha preso l'Anna Marangon, che era l'attaccante nostro, e dopo bisogna vedere perché gli altri del Padova sicuramente saranno una compagine ottima. E vediamo, secondo me ce ne sono 3-4 che puntano a vincere il campionato e Vittorio secondo me è una di queste. Grazie mister, allora ci vediamo per il campionato. Arrivederci, in bocca al lupo.